Rieccoci, primo si Pares, c'è l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretto sulla pagina Facebook, come vi dicevo all'inizio non perdete questa puntata perché abbiamo il vero Top Gun, quindi il comandante Piero Gavazzo che abbiamo iniziato, ci ha raccontato la sua storia, le prime cose che ha fatto sull'aeroplano, insomma poi andremo avanti, poi ci racconterà davvero tante altre belle cose. Ci diceva prima, il primo solo, ci racconti qualcosa perché prima dietro le quinte mi ha detto di farle una domanda complessa, cos'è tutto il gruppo che comandava, cos'era nel ragionamento che facciamo durante la pubblicità? No, si parlava semplicemente del comando di gruppo. Il comando di gruppo penso sia il momento principe per un pilota militare che proviene dai corsi regolari dell'Accademia. Io ho avuto occasione, la fortuna e il privilegio di comandare il 9° gruppo caccia di Grosseto, e al petto avevamo il cavallino rampante Baracca, per cui insomma è stato veramente un bellissimo momento. Fra l'altro l'ho comandato in un momento di transizione, perché un momento entusiasmante dove si passava da un velivolo come l'F-104 che aveva oltre 50 anni di storia operativa a una macchina estremamente nuova, un sistema d'arma complesso che ci ha posto di fronte a grandissime sfide che abbiamo affrontato con pazienza per poter riuscire a raggiungere l'operatività con quella macchina. Senta, comandante, poi lei, dopo questa esperienza a Grosseto, cosa fa di bello? Allora, finito il periodo mio di comando a Grosseto... Le chiedo poi di accelerare perché guardi ho domande da farne, sicuramente non riuscirò a farle tutte, però cerchiamo di coprire la scaletta il meglio possibile. Tu vedi fare il meglio, io lo stesso, non c'è problema, adesso cerco di accelerare. Comunque, finito il comando di gruppo, in realtà mi sono trovato di fronte a quella famosa situazione di cui si parlava prima, per cui vuoi continuare a volare oppure accetti di fare un qualcosa di diverso, per cui passare negli organismi di staff, eccetera. Io volevo continuare a volare, avevo questa passione dentro grandissima che mi legava al mare, per cui ho fatto di tutto per andare sui Canadair. Poi parliamo di Canadair, ma finita quell'esperienza lì su quegli aerei poi non è più salito perché poi abbiamo un'altra storia di Canadair che è un'altra cosa. Ma lì è cominciata perché in quel momento ho capito che dall'aeronautica mi sarei dovuto staccare. Comunque allora ritorniamo indietro perché è stato a Houston, giusto, ha collaborato con gli astronauti, anzi ha fatto scuola agli astronauti, a Cristoforetti, a Parmitano. Allora va bene, adesso qui... Andiamo su tutto questo tipo di allora bisogna fare un passo indietro. Esatto, torniamo indietro. Siamo già arrivati in Canadair, abbiamo finito la trasmissione. Esatto, però poco dopo il comando di gruppo c'è stata proprio quella nuova finestra che si è aperta che sta durando tuttora. No, allora, l'aeronautica ti fa fare tantissime cose. Senta, curiosità, se oggi le dicono uno che faccio una domanda abbastanza ignorante quasi, le dico domani lei comandante le diamo in mano un 747 con 400-500 passeggeri a bordo, lei riesce a portarlo in quota, a farlo volare? Allora, che domanda che le ho fatto? No, per fare un qualsiasi cosa ovviamente si può fare, c'è bisogno di una transizione anche su quell'aeroplano, cioè io devo sapere qualcosa di una macchina prima di salire, sai, perché solo nei film che si sale, si mette in moto e si parte senza sapere nulla della macchina. Ovvio che su alcune macchine ho una buona idea di come si potrebbe mettere in moto e sicuramente un'altrettanta buona idea di come le si possono far volare. Poi sul discorso dei passeggeri dietro, un'esperienza che io quella non ho mai fatto, se non trasportando dei vigili del fuoco su e giù per l'Albania, e quello ti deve dare comunque una grande pressione psicologica, perché è una responsabilità ulteriore, no? Evidentemente. Però non è qualcosa che mi è mai interessato fare, in effetti non l'ho mai fatto. Era una curiosità per capire, avevo interrotto il concetto che stava spiegando. Perché si parlava appunto delle occasioni che ho avuto di conoscere personaggi veramente interessanti nella vita aeronautica. L'aeronautica ti fa fare tantissime cose. Hai fatto scuola anche alle Frecce Tricolori, giusto? Più di qualcuno? No, io ho addestrato nel mio iter come istruttore sia a terra che in volo tantissime persone, centinaia di persone. Fra queste persone ci sono evidentemente delle persone che hanno fatto strade particolari per cui sono molto, molto conosciute. E fra l'altro i momenti per me più belli che l'aeronautica mi ha regalato sono stati quelli in cui ho potuto avere rapporti umani, cioè conoscere persone, avere la possibilità
non solo in volo ma anche a terra nella vita quotidiana, di stare assieme alle persone. Mi è capitato più e più volte perché mi hanno mandato in accademia a fare l'inquadratore, la seconda volta che sono andato a rientro dagli Stati Uniti dove ho fatto l'istruttore ho avuto anche lì il privilegio di comandare una prima classe dei corsi accademici, il corso Borea Quinto, e la capocorso del corso Borea Quinto era la Samantha Cristoforetti, con la quale chiaramente ho interagito per quasi 2 anni, perché poi sono tornato, mi hanno rispedito al gruppo operativo. E qui esatto. cosa ha addestrato la Cristoforetti? No, la Samantha era la capocorso mio, io dovevo semplicemente gestire la classe, per cui gestire dei ragazzi che si stavano formando. Fra l'altro con Samantha ho fatto anche un volo sull'SF 260, però era una ripresa volo che lei doveva fare il secondo anno e ho cercato di farlo con anche altri ragazzi. Ripresa volo sull'SF 260, l'aeroplanino elica di cui si parlava fin da subito. Aeroplano... Lei giustamente parla in maniera pratica, ma noi non conosciamo nulla. No, certo, però come avevo detto prima è una macchina estremamente bella, complessa, che dà grandi soddisfazioni quando la si vola, e però comunque con Samantha invece abbiamo vissuto la quotidianità della vita accademica assieme, e da subito mi sono reso conto che insomma avevo a che fare con un qualcosa di particolare, no? come essere, come persona. Perché di particolare? Cosa aveva Intanto capito? Era una ragazza che mi è arrivata in accademia a 22 anni, aveva frequentato la facoltà di ingegneria aerospaziale in Germania e aveva discusso la tesi a Mosca, per cui lei si rende conto che un qualcuno che arriva già con una preparazione alle spalle del genere, con la conoscenza delle lingue approfondita, italiano, inglese, tedesco, che erano madrelingua, e russo, era un qualcosa con cui fai fatica a avere a che fare nella tua vita, soprattutto con persone di 22 anni. E la cosa che mi ha stupito di Samantha fin da subito è stata la disponibilità che lei ha dimostrato nei confronti miei, nell'aiutarmi in tutto quello che io dovevo fare, perché avevo un bel po' di cose da fare nel gestire questa classe. E anche quando è venuto da lei ad addestrarsi, lei sapeva già che questa diventava un astronauta di successo, aveva già captato no, questo? come avrei mai potuto? Ovvio che la sfera di cristallo io non ce l'avevo, non avevo la certezza, capivo che le sue potenzialità erano enormi. Era indubbio, cioè, lo capivano tutti, era estremamente semplice. La cosa bella di quel frangente mio, appunto da un punto di vista umano, è che all'interno di un corso di 100 e più persone avevo anche 16 ragazze, perché era il secondo anno che all'interno della Forza Armata avevamo accolto anche le ragazze, e tutto il contesto di ragazze era veramente interessantissimo, perché era un'esperienza a cui noi non eravamo abituati. Io negli Stati Uniti avevo vissuto in realtà contesti dove ovviamente le donne erano integrate da tanto tempo, noi in aeronautica abbiamo un po' arrancato all'inizio, ma poi penso ci siamo riusciti perfettamente. La stessa strada l'ha fatta con Parmitano, altro astronauta ovviamente molto conosciuto? No, con Luca il discorso è stato un po' diverso ed è stato precedente. L'avevo conosciuto in accademia nel mio precedente passaggio, perché da tenente nel 95-96 ero stato in accademia, l'avevo semplicemente visto perché comunque era uno dei tanti allievi che girava per l'accademia. Io che come sempre ero piuttosto espansivo, amavo insomma conoscere, parlare, interfacciarmi anche con i ragazzi giovanissimi, ci eravamo già conosciuti là, però poi con Luca il momento dell'incontro vero è stato negli Stati Uniti, quando io ero stato inviato come istruttore, e là come istruttore insomma ho gestito un numero importante di allievi. Lei di che anno è, Piero? Del 68. Lei nel 68, le ho fatto una domanda mica casuale, so, sì. Perché l'anno dopo succede qualcosa, certo, un bello è vero, sbarco. succede qualcosa. Allora andiamo a sentire Tito Stagno, l'anno dopo, lei aveva un anno, era ancora in fascia, sì, quindi no. sì, neanche un anno, allora andiamo a vedere e rivediamo quelle immagini storiche, perché poi dovrò farle delle domande ben precise, vediamo. 5 piedi e mezzo, 2 metri, piano ancora, dicono da terra, go! Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York.
Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. A voi Houston. Qui ci pare che manchino ancora 10 metri. No Ruggero. Ecco, sto aspettando. No Ruggero. Pronto? Sto aspettando. Se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso, Sto aspettando, no? da 2 metri e mezzo non si passa a 10. Fermate i motori, hanno detto da terra ha toccato in questo momento. In questo momento ha toccato. Hanno fermato i motori in questo momento. Cioè praticamente, ecco, l'errore è comprensibile perché era effettivamente atterrato quando io ho detto alle 22:17 precise, ma il motore, così come si fa per un elicottero, è stato spento un pochino più tardi. Guarda, Tito, ci sarà Ripetiamo, anche... l'uomo è atterrato sulla Luna. A te Orlando per i commenti da Houston e per le reazioni da Poi Houston. faccio una mezz'ora di più. Rieccoci, allora stavamo vedendo. Comandante, i totali sbarchi sulla Luna sono stati 6, se non erro, Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Per un totale di 12 astronauti che sono sbarcati sulla Luna, poi la missione, l'Apollo 13 ha avuto un incidente, smise e le restanti missioni 18, 19, 20, adesso non vorrei sbagliare, furono annullate. Ma la domanda non è questa, la domanda è, in quel filmato che abbiamo visto sono sorte delle polemiche e dovevo farla a Parmitano questa domanda ancora nella serata del Cenacolo, però poi era molto intensa. E sono venuti molti dubbi se era vero o no che l'astronave era scesa sulla Luna nel 1969. E il dubbio ce l'ho ancora oggi, e le spiego il perché. Perché dopo dal 70, sono passati 53 anni più o meno, nel vedere che ci sono ancora molte difficoltà per ritornarci, con la tecnologia che c'è oggi rispetto a 53 anni fa, la domanda sorge spontanea: ma è vero o no che sono calati sulla Luna 53 anni fa, se ancora oggi abbiamo delle difficoltà enormi ad andarci? Cioè dopo 53 anni la tecnologia, il mondo, lo studio e tant'altro dovrebbe far sì di fare quasi una navetta, non dico giornaliera, ma mensile per andare sulla Luna. Bene, invece ci sono molte difficoltà, dei ragionamenti complessi, dei costi, va bene, non riesco a capire. Ma quella volta ci sono andati davvero o no? Beh, perché questa è nella storia, la storia dice che ci sono delle testimonianze che quella è stata tutta una bella messa in scena. Certo, guardi, io sinceramente questa domanda me la sono fatta, ma non mi sono mai poi voluto dare troppe risposte perché non era mio interesse, non era questo che a me interessava, però io ho fatto la stessa domanda invece agli astronauti, proprio come mai per così tanto tempo poi non ci siamo tornati, a parte che adesso sembra che i satelliti abbiano fatto proprio le foto al lander, i veicoli che ci sono ancora sulla Luna, per cui qualcuno l'ha messi. Per quel che riguarda il motivo per cui dopo così tanto tempo ci si sta riaffacciando al mondo appunto della Luna. Mi scusi comandante, ma con difficoltà, hai capito? Sì, cioè perché dopo 52 anni uno dice... no, ma è proprio per quello, perché al tempo si accettavano i fallimenti, cioè il mondo dell'aeronautica, cioè 50 anni fa era un mondo completamente diverso. Se devo vedere la storia nostra in aeronautica, corsi interi morivano al volo e veniva accettato, cioè la gente accettava che si morisse facendo il pilota. Adesso la gente questo non l'accetta più, tantomeno la NASA può accettare, dopo aver avuto poi tutti i problemi che hanno avuto anche con le missioni shuttle, di avere dei problemi andando di nuovo sulla Luna, per cui è stata tutta questa necessità di sicurezza. Capito che in questi anni è cresciuta a tutti i livelli, che per me ha imposto certe misure. Ma secondo lei, se dovesse scommettere qualcosa, è andata o no così, oppure
ma si fa un bel punto di domanda se davvero sono scesi 53 anni fa, ripeto, sì. sulla Luna. Io non ho mai scommesso su nulla e non gioco, chiaramente. Però per me, ma ci mancherebbe, per me sulla Luna ci sono andati. E adesso vedo l'entusiasmo della gente che potrebbe avere la possibilità di tornare. Ma in effetti io ci mancherebbe. L'unico problema, dico, lo ripeto, non vorrei essere anche noioso, è che se dopo 53 anni ci sono tutte queste difficoltà, la domanda mi sembra, come dire, lei vola in un aereo di 50 anni fa, c'era l'aereo di una certa tipologia, oggi un aereo nuovo ha un'altra tipologia tecnologicamente, come sicurezza, e invece per andare sulla Luna ci sono ancora tutte queste difficoltà che dovremmo andarci quasi come ridere, uso un eufemismo. No, è stata una grandissima scommessa, quello sì, quando sono andati la prima volta. Cioè quelle missioni erano delle vere scommesse, perché bastava un niente che andasse male, che in effetti poi le cose si mettevano veramente male. Adesso queste cose non si possono accettare, quello è il motivo, cioè vogliono andare su in sicurezza. Lei mi dice che ci sono andate, no? No, io non sto dicendo che ci sono andati, però io penso che ci siano andati. Pensa che siano andati sicuramente. Assolutamente. Mi era venuto questo dubbio proprio nel ragionamento di quella serata che abbiamo fatto col Cenacolo, che si capiva da parte dell'astronauta Marmitano le difficoltà, le problematiche e tant'altro. Allora mi sono chiesto, anzi ci siamo chiesti, ma come mai se 50 anni fa ci sono andati, adesso perché tutte queste difficoltà? E la domanda mi sorge spontanea, visto che poi ne è nata una bella polemica, ne sono nati dei bei discorsi, tanti sono convinti che non sono andati, questa chissà, qualcuno un giorno forse ce lo racconterà. Senta, per fare la scuola che ha fatto lei e per diventare un pilota, quale è diventato lei, di grande successo, poi anche ha insegnato ad altri, è un sacrificio, una vita dura, ti mandano qua, ti mandano lì, trascuri la famiglia, cioè davvero ci vuole anche qualcosa dentro che uno deve già metterlo nel bilancio per fare questa attività. Beh, allora intanto per fare quel tipo di vita devi avere una grande motivazione fin dall'inizio, cioè la mia motivazione inizialmente era quella appunto di mettere me stesso, non dico altro, dentro un caccia. E per quella motivazione tu sei disposto a superare tantissimo. Intendevo lei, anche gli astronauti, assolutamente, cioè, assolutamente. Devono trascurare tutto, devono rispettare le regole in maniera, eccole qui, guarda, vediamo i vari corsi, devono rispettare le regole in maniera precisa, cioè devono trascurare famiglia, figli e tant'altro, insomma diventa davvero diventa pesante la cosa. Purtroppo sì, perché comunque l'aeronautica ti deve impiegare secondo quello che sono le sue esigenze, e spesso e volentieri queste esigenze della Forza Armata non corrispondono alle nostre. Io sono stato trasferito più di 10 volte in giro per l'Italia e nel mondo con figli piccoli eccetera, per cui è ovvio che le famiglie ne risentono assolutamente, per cui ringrazio assolutamente quelli che hanno permesso ai miei figli comunque di crescere, parlo delle suocere, del contesto di amici eccetera, perché altrimenti è veramente diventava veramente difficile. Senta, nel rivedere questo volo, le faccio le domande, no? Lei è un uomo anche di mare, quindi va in barca, non ha più la strumentalizzazione, gli strumenti si rompono tutti, non ha più ovviamente il radio, il telefono e tant'altro. In mare sicuramente si guarda la luna, si guarda quello e si riesce. In aereo, se dovesse succedere una cosa del genere, mentre sta volando, non ha più gli strumenti che funzionano, non ha più il radio che funziona, cosa fa? Allora, siete preparati che intanto, guarda, questa domanda è bellissima, perché io ti dico, ho avuto la fortuna in realtà, tornando sempre molto indietro, di essere un marinaio e di vivere non nell'epoca del GPS. Per cui io facevo una traversata di 10 ore, arrivavo dall'altra parte del mare e non sapevo dove. Io conosco chi ha il GPS, non è capace nemmeno a farlo funzionare, magari. E lo conosce anche lei, quello che le persone. Sì, infatti, comunque invece certi tipi di aeroplani non si possono permettere di avere le strumentazioni che non funzionano. Ad esempio l'Eurofighter non può permettersi di non avere la strumentazione che va, perché se l'energia elettrica non viene fornita a tutti i sistemi dell'aeroplano, l'aeroplano proprio non può neanche volare. Ovvio che puoi avere delle degradazioni di alcuni sistemi e allora vai a affrontare l'emergenza, in quel caso sei in emergenza e cerchi di affrontarla al meglio. Comunque ti insegnano
con quell'aeroplanino lì che abbiamo appena visto del SF260 ad affrontare le emergenze. Emergenza significa che il tuo sistema è degradato, l'aeroplano ha un problema e devi riuscire a tornare a casa, oppure è previsto il lancio in certi casi particolari dove non si riesce in alcun modo a tornare a terra in sicurezza. Ed è mai capitato un momento difficile nei suoi voli? Sì, sono capitati momenti difficili, però fortunatamente non sono mai dovuto ricorrere al seggiolino irritabile. Perché avete il seggiolino che si lancia questo qui, no? Sì, allora con l'FSF260... Quindi lei ha dovuto fare anche il paracadutista come prova? Sì, negli Stati Uniti ci hanno trainato con una cima lunga 300 metri, ci hanno sganciato. In realtà abbiamo solo provato l'atterraggio, si chiama PLF, quella manovra di atterraggio, certo, per far sì che non ci si faccia male nel momento in cui si cade per terra. Non è mai capitato di fare un incidente con un volatile, con un aereo supersonico così? Ho impattato alcuni uccelli, non mi hanno creato dei grossi problemi, purtroppo io a loro sì, però no, non ho mai avuto enormi problemi per l'impatto con un uccello, il famoso bird strike. Ecco, ritornando alla serata del Cenacolo, lei raccontò il presidente del Cenacolo raccontò che lei negli aerei, quando facevate l'addestramento, facevate delle battaglie sul cielo, delle finte battaglie, no? Sì. Con i tedeschi, con gli inglesi. Sì. Cos'erano queste battaglie? Che poi lei vinceva sempre, mi dicevano, non lo so. Non so se l'ha detto quella serata, le vinceva davvero tutte oppure... No, poi dipende da quelle che sono le regole di ingaggio. Queste simulazioni di volo? Queste simulazioni sono costanti, cioè la Forza Armata con i suoi velivoli fa simulazioni costanti di combattimento, che vengono fatte con dei tuoi colleghi che decollano da un'altra base o con dei colleghi che volano sulla stessa macchina o su macchine diverse di altre nazioni, poco cambia, per cui ogni volo ha come obiettivo quello di migliorare le proprie le capacità, le proprie prestazioni nell'ambito di un'operazione di guerra, effettivamente. Perché ma come facevate queste simulazioni? Come faceva a dire ci sono dei sistemi che ti possono dire che nel momento... Io salivo nella giostra, c'era giusta, la sparavi più o meno, insomma, devi essere nella posizione giusta al momento giusto. Esatto. E anche per gli aeroplani militari, insomma, vale la stessa regola. In realtà la caccia, il volo militare è progredito tantissimo nei 15 anni che io ho abbandonato l'aeronautica, per cui chissà adesso cosa stanno facendo, però sicuramente le mie prime esperienze, soprattutto i primi aeroplani, i primi velivoli F-104, tutto quello che riguardava il combattimento aereo era molto simile a quello che veniva fatto molti anni addietro. Cioè addirittura secondo lei, Gavazzo, lei è stato più un bravo pilota o più un bravo addestratore? Oggi che può trarre e fare un bilancio della sua carriera? Mi piacerebbe rendermi conto di essere stato più un bravo addestratore che un bravo pilota, perché fra l'altro il bravo pilota ti rendi conto nel momento stesso in cui le fai le cose, se le fai bene o le fai male. Invece l'addestratore, quando sei istruttore di un allievo, lì il discorso è molto più lungo, per cui puoi anche avere avuto occasione di avere a che fare con un allievo, volare insieme una sola volta e non sai se in quell'ora di volo sei riuscito a trasmettere abbastanza per far sì che poi questo riuscisse a superare tutto quello che comunque devi sempre superare. Prima parlavamo degli aerei che hanno una velocità da 2002 a 2400 km all'ora. Sì, come velocità massima. Come velocità massima. Siamo rimasti a quella velocità oppure la tecnologia moderna ha aumentato anche la velocità? No, storicamente ci sono stati velivoli sperimentali che raggiungevano velocità anche maggiori, anche velivoli da guerra russi, soprattutto il MiG-25 che raggiungeva il Mach 3, per cui 3000 e oltre km all'ora. Però in realtà gli ultimi velivoli hanno velocità assolutamente paragonabili a quelle dei velivoli di 60 anni fa, per cui attorno al Mach 2 cioè la velocità del suono per 2 è la velocità massima anche dei velivoli. Che autonomia hanno quegli aerei lì? Ecco, questo varia tantissimo da quello che è la tua velocità e dunque il regime a cui stai portando il motore, perché per andare a quella velocità i motori devono garantire il massimo della spinta e per garantire il massimo della spinta puoi consumare anche 6 volte di più rispetto al normale, per cui
Se in certe condizioni di volo tranquille puoi avere un'autonomia anche di 2 o 3 ore, se sei sempre al massimo della spinta, con l'F104 c'è un'autonomia che era attorno ai 15 minuti, sembra... solo 15 minuti? Assolutamente sì, perché avevi un flussometro... E il serbatoio quanto contiene di... Beh, lì eravamo attorno alle 4 tonnellate complessive, però il flussometro era di 36.000... In un quarto d'ora le consumava tutte? Sì, 36.000 libre l'ora era il flusssometro di un supersonico a Mach 2, per cui circa 18 tonnellate ora. Quindi ti rendi conto che con 4 stai in volo poco. Cioè costava un pochettino fare 15 Sì, costava minuti. un po' ed erano anche comunque occasioni particolari, l'uso, no, del motore al massimo della potenza. Lei ha l'idea quanto può costare un aereo di quel genere lì? Beh sì, assolutamente, adesso il 104 ormai è in disuso, però i velivoli moderni insomma, sono attorno ai 100-200 milioni di euro ciascuno. E quelli ovviamente sono tutti i vari stati che contribuiscono, certo, poi c'è tutto un programma di sviluppo, anche quello costa molto, l'Eurofighter, il programma complessivo era costato 40.000 miliardi delle vecchie lire. Ecco, è un aereo di quel genere che durata... Beh, può avere una vita operativa, io penso, di almeno 30 anni, almeno. Ma dopo i 30 anni è perché diventa obsoleto oppure perché ovviamente ce ne sono... Per una serie di fattori, può volare anche ancora? Strutturalmente può avere dei problemi, oppure appunto entrano nuove tecnologie che non possono essere inserite all'interno della piattaforma costruita tanti anni prima, oppure appunto la tecnologia dei nuovi aeroplani è così avanzata che rende quasi inutile l'utilizzo di una macchina vecchia. Questo è sempre in un contesto chiaramente di guerra, stiamo parlando sempre di contesti di guerra, dove purtroppo la corsa agli armamenti si sa, devi sempre essere migliore dell'avversario, per cui questo è tutto un gioco, no? Sicuramente sì. Rimanete con noi tra poco.